Benvenuti alla seconda tappa del 2025 di Talenti. Grazie dell'ospitalità alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza, grazie della disponibilità al maestro Beppi De Marzi, a cui, se siete d'accordo, rivolgerei ancora prima che dica cose un applauso di benvenuto e di Siete molto numerosi e questo mi fa piacere, ma non avevo nemmeno dubbi che la curiosità di riascoltare, riavvolgere il nastro intorno alla storia di Beppi De Marzi suscitasse particolare attenzione e curiosità. E per me è un grande regalo che il maestro De Marzi abbia accettato di essere qui con noi. Avremo circa un'ora da trascorrere insieme e al termine ci sarà quello che chiamiamo il terzo tempo, con l'occasione per voi di stare più vicino al maestro e condividere assieme un pre-cena, un aperitivo per concludere in totale serenità quella che sarà una storia di serenità che adesso raccontiamo. Ho voluto iniziare con I bambini del mare, che è uno dei canti più recenti del maestro Beppi De Marzi, perché, come lui sa, io sono particolarmente legato a questi bambini del mare. E peraltro, maestro De Marzi, questo brano rappresenta un tempo fatto di impegno e di disponibilità verso gli ultimi che si evince in maniera particolarmente efficace nella sua attività più recente. Così? Non riesco a rimanere indifferente davanti agli immigrati, non solo perché penso che la nostra terra ha avuto tanti emigranti e li ho incontrati in giro per il mondo anche con i miei crodaioli, ma soprattutto perché non hanno la speranza di tornare a casa. Stanno qui senza lavoro, le donne le tengono nascoste in casa, i bambini vanno a scuola e hanno il problema di imparare la lingua, ma soprattutto perché sono lontani dalla loro terra. E poi la tragedia del mare, e poi la tragedia del razzismo che è latente ovunque. Siamo insofferenti anche perché magari hanno un altro colore, e quando si comincia a distinguere i colori vuol dire che non si è più credenti, vuol dire che non si è più umani. E ho cantato I bambini del mare per accarezzarli, per aiutarli a nuotare nell'infinito, per aiutarli a sperare un poco.
io mi commuovo ancora, anche adesso, a pensare a queste persone che vanno in cerca del pane, della libertà, perché vengono anche da luoghi della guerra. Ecco, speranza è una parola che probabilmente stasera ritornerà più volte perché è ricca di speranza tutta la produzione musicale del maestro. Ho recuperato una lettera che è partita da Castello alcuni anni fa e che inizia così: Ninì caro, da 2 giorni si sentiva disturbata. Volevo dirti che ha partorito alle ore 1, ha partorito felicemente un bambino sano ma molto piccolo, non essendo del tutto compiuto. Questa è la lettera che la tua nonna, Mia nonna tua nonna ha scritto a tuo papà che era soldato, sì. era soldato, per comunicargli che è nato un bambino molto piccolo, non compiuto. Sì, il nome che tu, direttore, non riesci a trovare è il nome di mia mamma, Ecco. che si chiamava Edmea. Ah, ecco mo. Edmea. Perché suo papà, che era un artigiano milanese, era amico di Catalani, il compositore, che ha scritto un'opera, Edmea, e mio nonno materno ha messo nome Edmea mia mamma. Sì, effettivamente io sono nato di notte e Non compiuto? non compiuto, perché si sono accorti che ero un bambino dopo un mese, ma intanto mi hanno battezzato. Hanno chiamato mio nonno, che faceva il fornaio, e lui ha detto: ecco, te battesimo, no, che nome che metto? Ecco, perché non sapevano cosa fossi. Sono nato di 6 mesi e qualche giorno, perciò ero molto incompiuto. Ma soprattutto c'è un fatto che mia nonna non dice, perché l'ho letta anch'io, quella lettera, non so come tu l'abbia avuta, ma la levatrice, o meglio l'ostetrica, pensate che di cognome era Organo. Omen omen, voglio dire, era nel destino. Però mi hanno raccontato che ti facevi sentire da bambino, piangevi probabilmente perché eri settimino o Sì. semino, non so come si dica. Mi hanno messo in una scatola da scarpe, me l'ha raccontata poi mia mamma, e l'ostetrica è venuta il giorno dopo per vedere quando sarebbe stato il funeraletto. Ha detto il funeraletto, e io ero in una scatola da scarpe in mezzo alla bambagia, e in quel momento, dato che lei si chiamava Organo, ho fatto un suono che nessuno si aspettava. E allora l'ostetrica ha detto: oh, anche se ancora questo qua, e lo ha detto chiaramente, e se farà sentire. Ecco, difatti. E sei stato indubbiamente di parola. A proposito di genitori, come abbiamo titolato in questi giorni nell'annunciare questo evento, lei ha più volte raccontato che ha scelto di fare musica per obbedienza ai genitori. È vero, perché quando disturbavo in casa avevamo un pianoforte, mio papà suonava anche il mandolino, ma era un tecnico della Pellizzari. Mia mamma, che veniva da Milano e aveva il papà che era sempre alla Scala a ascoltare i musicisti, avevamo un pianoforte, e quando disturbavo mi mettevano davanti alla tastiera e pestavo, e sono cresciuto con l'idea del suono, e sono andato poi avanti con la scuola. Ero a Valdagno all'istituto tecnico e non capivo niente, e mi hanno detto: devi studiare, hai il pianoforte, studia pianoforte. Hanno fatto una riunione di famiglia con mia sorella, i genitori, il fratello che avevo, e io ho obbedito, mi sono messo a studiare e ho sempre studiato. A proposito dell'Istituto Tecnico di Valdagno, a un certo punto il preside convoca il tuo papà e gli dice: guardi,
È quasi vero, quasi lo tenga a casa. è vero, ha chiamato mio papà, gli ha mandato una lettera e così ha detto, senta, se lo tenga a casa perché qua non capisce niente. Mio papà è venuto in classe, ha detto, Beppino, mi chiamavo così, vieni a casa, ho preso tutte le mie carte, tutti i miei libri e ha detto, basta, questa è la fine degli studi. Ho dato. Abbiamo preso il tram a Valdagno e siamo tornati ad Arzignano. Ecco. Insofferenza per la scuola. Sì. L'unica insofferenza maggiore l'hai provata con il sabato fascista. Beh, è vero. Al sabato bisognava vestirsi in divisa e andare in giro per le strade marciando, facendo quel passo dell'oca che si chiamava passo romano. Io che avevo ancora le gambe corte, prendevo anche qualche pedata nel sedere perché il federale diceva alza le gambe, su le gambe. E non capivo perché bisognasse andare a marciare, per chi, per cosa. E alla prima curva, il primo portone aperto, scappavo via e andavo a casa. E arrivavo, mia mamma diceva, già finito? Perché parlava in italiano. Sì mamma, e piangevo, ecco. A distanza di oltre 10 anni, quando lei è andato a fare la visita di leva, il medico militare le ha chiesto perché aveva gli stampetti ancora sulle ginocchia. È vero, è vero, è vero. Al lunedì facevano l'appello a scuola e chi era stato assente dal sabato fascista doveva stare nella stanza del bidello inginocchiato sui sassolini. E io avevo gli stampetti, mi sono durati anni, perché dovevo stare un quarto d'ora e sempre vicino a me c'era il mio amico Berto, chiamato Balota, che continuava a dirmi, San Davino via, San Davino, San Davino. E io ho avuto gli stampi dei sassolini fascisti per anni e anni. Mi sono andati via dopo il militare. Ecco. Beh, insomma, qualcosa è accaduto. Però così tanto lei si è sempre professato antimilitarista. Però nella sua biografia troviamo che lei ha fatto il militare e peraltro neanche militare qualsiasi, ma ha fatto il paracadutista alpino. Ma è stato così. Quando hanno visto che avevo i diplomi di musica, quello che era il dottore, che aveva il camice bianco e anche i mostrine, ha detto allora ti mandiamo nella banda dell'esercito. E dico, a suonare cosa? Non preoccuparti. E mi ha spiegato che quelli piccoli, che non suonavano uno strumento a fiato, venivano messi in fondo con un trombone grande e si faceva finta di suonare, marciando. Allora io ho pensato, dovevo andare, pensate, a Livorno, a Salerno a studiare. Ho visto un cartello dove c'era scritto scuola militare alpina. No, dico voglio andare nella scuola militare alpina. E sono andato alla scuola militare alpina perché ho firmato la domanda e ho evitato di soffiare a caso nel trombone nella banda dell'esercito. Ecco. Se avesse trovato però Vannacci in quell'esercito magari l'avrebbe indirizzata in maniera più precisa o no? Sì, alla scuola militare alpina sono stato abbastanza bravo, a parte che ero punito ogni giorno perché non volevo portare il cappello d'alpino, perché io non ho mai messo un cappello. Indisciplinato comunque, sempre. Insomma, non l'ho sì. mai messo, No. lo metto proprio se devo. È bello, è commovente, però non mi piace mettere cappelli. E volevano tenermi come istruttore e anche lì mi ha aiutato il caso. Ho visto un cartello, si cercano paracadutisti alpini e sono diventato paracadutista e prendevo un sacco di soldi perché ogni lancio erano soldi. Però l'arma, siccome ho sempre detestato le armi, la facevo pulire da un mio soldato, mio amico, si chiamava Dagen, era della Val d'Aosta,
E con loro ho fatto anche il paracadutista e volavo con un tenente che nessuno voleva salire in aereo con lui, era di quelli a doppia ala, un L5, perché faceva le acrobazie. E pensate, mi davano 80.000 lire a ogni volo. Allora ero sempre in volo, ecco. Lasciamo adesso la leva, lasciamo la gioventù, facciamo un salto in avanti. A proposito di obbedienza, lei ha detto di aver obbedito nella sua vita ai genitori e al maestro Scimone. È vero. Ho fatto l'insegnante di scuola media, che ho abbandonato perché c'erano troppe riunioni, anche di domenica, e ho fatto il disoccupato. Il maestro Scimone dirigeva allora il conservatorio di Padova, ha saputo che ero disoccupato e mi ha detto vieni, mi ha dato il posto, mi ha nominato di ruolo e mi ha chiesto di suonare con i solisti veneti. Suonare con un maestro come Scimone, il clavicembalo o l'organo, vuol dire accettare in pieno il suo modo di fare musica. Lui faceva musica sorridendo, era l'uomo del sorriso. Vivaldi, Bach, Tartini, Mozart. E io obbedivo, anche se mi diceva Beppi, qua fai blablabla, e allora io facevo blablabla con la tastiera, ero molto obbediente, difatti mi ha tenuto per 25 anni. Avete girato il mondo insieme. E ho girato il mondo, sono stato a suonare dal Giappone fino a nord, potrei dire dai mari del sud, dalla Tasmania, fin su in Norvegia, dall'Alaska fin giù in Argentina. Sono arrivato fino a Ushuaia, che si dice Ushuaia, nella terra del fuoco. E sempre trovavo italiani con la nostalgia di casa e spiegavo com'è l'Italia e piangevamo insieme. A proposito del maestro Scimone, lei le attribuisce una frase: soffieranno gli oboi senza voglia e sfioreranno le corde con archetti da bambola per suonetti che danno di zigo-zago, zigo-za. Questa è riferita al futuro delle orchestre. Non le sembra che sia un giudizio un po' troppo severo? Ma io vorrei, scusate se ho detto io vorrei che quando si ascoltano in televisione le orchestre si badasse alla mancanza del sorriso di chi suona, una specie di rassegnazione, e quando si ascoltano dal vivo, specialmente se non ci sono giovani, si sente suonare per forza. È un suono povero, è un suono fiacco, è un suono senza suono. Purtroppo le orchestre stanno prendendo la strada del mestiere senza emozione, senza commozione, senza quell'eccitazione che deve venire anche da un suono perso. Ecco, è stato profetico il maestro Scimone, perché anche suonare Vivaldi vuol dire entrare nella passionalità veneziana di Vivaldi, nella laguna, nel suo immenso amore per la natura. E invece si suona Vivaldi con occhio distaccato, muovendo appena l'archetto. Io uso un termine suo, non è gente che suona, è gente che grattugia. A proposito di Vivaldi, possiamo dire che venerdì pomeriggio alle 15, il maestro sarà ospite dell'Università degli Adulti in Contrade le Grazie con un pomeriggio in cui vi racconterà Vivaldi, quindi questo era siccome l'impegno era preso, adesso l'ho incastrato ufficialmente. A proposito di severità, perché lei maestro un po' severo lo è, voglio dire, qualche giudizio tranchant non lo risparmia
mai. L'altro modo in cui lei si definisce è questo: organista di chiesa senza più chiesa, organista di parrocchia senza più parrocchia. Ricordando che peraltro lei ha cominciato a suonare in chiesa che aveva 14 anni. Io ho cominciato a suonare le messe ogni domenica, i miei amici andavano a divertirsi, io suonavo 3 messe la mattina e le sante funzioni il pomeriggio. Sapevo bene il gregoriano, l'ho studiato tanto e ho sempre fatto l'organista di chiesa, il mio mestiere, e adesso mi manca, perché gli organi non suonano più, ma soprattutto mi manca la parrocchia. La gente viene a messa e non fa neanche un segno di croce, non prega, è desolante. Abbiamo le chiese vuote e mute e io soffro perché mi manca la parrocchia. Credo che aver soppresso le parrocchie, sostituendole con quella che chiamano unità pastorale, sia stato un consiglio satanico, per dire distruggiamo la Chiesa Cattolica abolendo le parrocchie. Sarebbe stupendo se tornassero i parroci, un riferimento, l'uomo della parrocchia che va in giro vestito da prete, anche giovane, che fa giocare i ragazzi nell'oratorio, che va a trovare gli ammalati, che confessa addirittura anche se non ce n'è bisogno, che dice la Santa Messa all'ora precisa. Invece adesso, quando sarà la messa, ma forse il sabato, forse la domenica. Ecco, credo che avere abolito le parrocchie sia stato un errore gravissimo. Io spero che qualcuno ci ripensi. Maestro, però è una conseguenza della mancanza di vocazioni, voglio dire, se mancano i preti è più... No, non è vero, i preti ci sono. Pensiamo alla sofferenza dei preti anziani costretti ad abbandonare il loro lavoro. Un prete anziano non è mai anziano, non si è mai anziani, si è anziani nella testa, ma non nell'anima e nel cuore. Avrebbero potuto continuare a essere preti. E poi, guardate, in televisione si vede un celebrante con 10 sacerdoti intorno a concelebrare. A San Pietro sono centinaia seduti a fare le comparse. Mandateli a fare i preti, mandateli a fare i parroci, mandateli in mezzo ai giovani che li possano cantare con loro, giocare con loro, come facevano i preti che ci hanno educati. Io sono credente e questo è il mio più grande dolore, non poter suonare le sante messe, nemmeno le funzioni. Quello ormai non ci sono più. A proposito ne ha fatto accenno prima che lei ha fatto l'insegnante. Invitato da Monsignor Dalla Libera, lei è stato insegnante al seminario diocesano, poi ha insegnato all'Istituto Cannetti, dove ha dato vita al coro Niccolò Vicentino. Ecco, com'era Maestro De Marzi come insegnante? L'Istituto Cannetti di Vicenza, glorioso, aveva degli ottimi insegnanti. Pensiamo che è stato direttore anche il maestro Pedrollo, che ha diretto anche il Conservatorio di Padova, che ha insegnato composizione a Milano. Il Cannetti aveva nomi che erano i musicisti di Vicenza, storia della musica, il maestro Poloni, che era il critico musicale del giornale di Vicenza. C'era la professoressa che insegnava canto, Fava Ceriati, che è stata la maestra della Pobbe e di Giacomini. Poi c'era il maestro Graziadei, violinista, c'era il figlio di Pedrollo, c'erano pianisti. Questo era l'Istituto Cannetti. E il maestro Dalla Vecchia, che è venuto anche lì, ha detto fai un coro, e sono venuti ragazzi e ragazze giovani, bellissimi, bravissimi, e abbiamo fatto un coro polifonico e l'abbiamo chiamato Coro Polifonico Niccolò Vicentino,
che è stato un musicista della storia. Però non siamo messi male in tema di musica a Vicenza. Il Conservatorio Pedrollo è un emblema, è un riferimento estremamente importante. Gli amici della musica con la loro attività, lo stesso maestro Valtinoni, voglio dire, Vicenza è ancora un Sì, riferimento. siamo fortunati perché abbiamo degli ottimi musicisti. Il Conservatorio Pedrollo funziona, però tutto ciò che propone ha l'aria di qualcosa di scolastico. Per quanto siano bravi gli insegnanti e gli allievi, sembra sempre un saggio scolastico. Invece bisogna uscire, abbiamo i teatri, abbiamo il Teatro Olimpico, abbiamo il teatro enorme chiamato Comunale con l'acustica difficoltosa, però contiene migliaia di persone. Ecco, noi dobbiamo pensare che Vicenza dovrebbe organizzarsi in questo modo. Ci sarà un festival jazzistico, spieghiamo cos'è il jazz, facciamolo capire alla gente. Invece di parlare tanto io un concerto, suonate, fate capire, fate scuola. Ecco, possiamo dire che Vicenza è fortunata perché ha musicisti. Il maestro Valtinoni è conosciuto in tutto il mondo, le sue opere liriche. Poi c'è il maestro Lanaro di Malo che trascrive, che inventa, è travolgente. Abbiamo un altro compositore a Schio, si chiama Giovanni Bonato, scrive musica difficile, però è amato e ammirato. Ecco, la città dovrebbe valorizzare questi musicisti, questi fantasiosi, questi compositori, questi artisti. Lei, lo so perché ne abbiamo parlato in questi giorni, vorrebbe anche mandare una suggestione, lanciare quasi una idea, quella che Vicenza scegliesse di dedicare un'intera settimana a Vivaldi. Ecco, direttore caro, questo è il punto dolente. Abbiamo Schiff che viene, che fa la sua settimana, ma è un passaggio e arrivano da tutto il mondo per ascoltarlo e i vicentini si trovano senza posto. Vivaldi ha proposto anche la sua musica qui, a Santa Corona, nel Teatro delle Grazie, un'opera per primo, Ottone in Villa. Si potrebbe fare un festival vivaldiano. Vivaldi è amato, è conosciuto abbastanza. Venezia non lo farà mai perché Venezia per entrarci bisogna pagare il ticket. Padova è già piena di iniziative. Vicenza è il luogo ideale per fare un festival di Vivaldi. Ha il fiume, 2 fiumi, la campagna intorno, le montagne, le stagioni ci sono e soprattutto c'è anche la voglia di cantare, di suonare. Ci sono ottimi musicisti giovani. Un festival di Vivaldi della durata di 15 giorni potrebbe copiare da Lipsia a Leipzig, c'è la Bachwoche, cioè la settimana bachiana. Noi potremmo fare i 15 giorni di Vivaldi e diventiamo vivaldiani ancora di più, perché lo siamo già in parte. Insomma, l'idea, il suggerimento, maestro, lei l'ha lanciato. Vediamo se cade nel vuoto oppure se qualcuno ha disponibilità a riprenderlo. A proposito di ripresa, sempre con gli interventi tranchant, lei ha detto musica sacra è morta. Ci vuole raccontare il suo lungo rapporto, straordinario rapporto con Padre Maria Turoldo? Io penso che chi va alla Santa Messa la domenica dovrebbe cantare, ma cantare come cantavano, come cantavamo. Cantare durante la messa, non delegare un coro che canta in disparte e tutti ascoltano e vanno via come se fossero stati a teatro. La musica sacra
è fatta di sentimenti profondi, le devozioni. Come si fa a scegliere Santa Maria del Cammino per ringraziare la Madonna invece di cantare Mira il tuo popolo o dell'Aurora tu sorgi più bella? E che non venga quella che vede la Madonna vicino al lago Trasimeno, perché sennò magari chissà cosa inventerebbe. Dobbiamo sopportare anche queste cose, però se la Chiesa pian piano si spegne è anche perché nessuno più canta, nessuno più prega. Io sono qua che penso al nostro Papa e prego per lui, so pregare, che rimanga con noi. E se non c'è più, chi metteranno? Un affarista? Con tutti i cardinali ne hanno fatti un'infornata adesso. Speriamo che non sia uno che fa l'impresario invece che fare il Papa. Io il Papa lo vedo pregare, cantare, abbracciare tutti, come faceva in parte questo che non ha mai cantato però, perché ha detto che gli piace il tango. Torniamo alla sua produzione di musicale. Era composto tra i 100 e i 150 canti, io non so, più 150? Sì. Più 100, più 150. Diversi di questi sono ispirati dal tema della guerra. Allora torniamo a prima, magari non è pacifista, perché si fa ispirare dalla guerra, oppure racconta attraverso le note e i testi il dolore, la sofferenza, la disperazione. Cosa troviamo nel... Ho avuto delle occasioni che sono state anche la mia fortuna per ciò che ho inventato. Ho conosciuto reduci dalla guerra, scrittori, qualcuno uscito anche dal campo di sterminio come la moglie di Meneghello, e i primi canti, anche con i testi dell'amico Carlo Geminiani, vicentino di Romagna, sono legati al desiderio di pace. La sofferenza degli alpini mandati in Russia senza ragione, quando moriva un marinaio, perché ad Arzignano, dove sono nato, l'officina meccanica spingeva all'arruolamento dei marinai. Quando moriva qualche marinaio si cantava e si piangeva. Ecco, io ho cantato e pianto. I miei primi canti sono stati i canti della sofferenza di chi è stato mandato in guerra senza una ragione, e la guerra non ha mai una ragione. Ecco. Canti che nascono dalla frequentazione, come diceva lei, Mario Rigoni Stern, di Giulio Bedeschi, insomma sono... Ecco, c'è un brano a cui lei è particolarmente legato, che è Nochinà, che è una ninna nanna per le mamme ebree. Come nasce quel brano struggente? Mi è stata suggerita dalla moglie di Luigi Meneghello, lo scrittore di Malo, che è stata ad Auschwitz e ha visto, era di servizio, pensate, faceva parte del Sonderkommando della camera a gas di Auschwitz, ce n'erano 5, e poi doveva portare i morti anche nei forni crematori e altre cose che non vi racconto. E mi ha detto che le mamme andavano in fila verso la camera a gas con i bambini in braccio che piangevano. I bambini sentono quando sta succedendo qualcosa di tremendo e li venivano accarezzati dalle mamme dicendo Nina, Nina, Nochinà, Nochinà, Nochinà. E ho fatto un canto che è la ninna nanna chiamata Nochinà. Ecco. Prima ha parlato di composizione, ma l'ispirazione va cercata o viene da sola? Ma scusate se dico, ma la musica o viene o non bisogna cercarla, viene da sola, nel momento meno pensabile, meno immaginabile, si programma. Io Nochinà, quando
Katia Bleyer, la moglie di Meneghello, mi ha detto scrivi una ninna nanna, ho cominciato a pensarci, ma senza far prove dentro di me. E a un certo momento arriva, senza cercarla. La musica è come l'amore, o viene o non viene. Lo ha detto anche Goffredo Parise, nei sillabari, nel secondo sillabario, ha detto: non ho scritto poesia per 10 anni, perché la poesia è come l'amore, viene quando meno te l'aspetti e o c'è o non c'è. Veniamo alla storia e la grande avventura, vediamo che ore sono. Sì, sì, dai. Veniamo alla grande avventura con i Crodaioli, che è durata 60 anni, migliaia di concerti in tutto il mondo, decine di dischi, 150 canti registrati, circa 200 coristi che si sono avvicendati nell'arco di questi 6 decenni. Cosa ha rappresentato i Crodaioli per Maestro De Sono Masi? qua in mezzo a voi, anche stasera, i miei Crodaioli a rincuorarmi. Il coro è stato inventato da loro, erano appassionati di montagna, giovani del CAI di Arzignano, che si sono messi insieme e abbiamo cominciato a cantare le storie trentine, ma pian piano mi hanno spinto a inventarle le storie, a raccontare alla gente, come diceva. I primi canti sono stati i canti della disperazione della guerra, poi sono arrivati i canti in difesa dell'ambiente e loro partecipavano, mi suggerivano massimo 30 coristi giovani con una voce generosa e abbiamo cantato subito un modulo diverso che ha avuto successo e adesso vi dico, i successi sono venuti da soli. Siamo andati a cantare a Milano al Circolo della Stampa, presentati da Giulio Vedeschi e da Gigi Lunari, il commediografo. E alla fine è venuto un signore e mi ha detto: ma questi canti lei li ha pubblicati? No? Era Giovanni Danzi, quello che ha scritto Mia bella Madonnina. Figuratevi, io l'ho detto subito a mia mamma dopo, che era di Milano, e ha detto venga a trovarci. Era il procacciatore di talenti delle edizioni Curci e hanno stampato un anno, hanno registrato, hanno pagato le registrazioni, abbiamo fatto 9 dischi, abbiamo pubblicato 9 fascicoli, sempre con una quindicina di canti, e poi le edizioni Curci erano di proprietà di un napoletano, Gramitto Ricci, che era amico del maestro Bonagura. Bonagura, l'autore di Scalinatella, Maruzzella, che aveva una trasmissione della RAI che si chiamava Cori da tutto il mondo e ha cominciato a trasmettere i nostri canti e così abbiamo cominciato a girare. Facevamo anche, pensate, circa, non esagero, 5-6 concerti al mese, una media di 40 concerti all'anno, anche 50 qualche volta, e passavano tanti coristi perché qualcuno doveva ritirarsi per ragioni di famiglia, ma non mancavano mai 2 prove alla settimana, un concerto, viaggi, sempre senza familiari, una disciplina ferrea, autodisciplina, e cantare. E il giorno che c'era il concerto nessuno parlava, perché parlare vuol dire perdere la voce. Una disciplina che è diventata autodisciplina e che ci ha permesso di cantare ovunque. Ricordo in Grecia, quando siamo stati chiamati sempre dal consolato, che hanno detto: ma voi potete cantare in greco? E avevamo fatto la sorpresa
avevamo trascritto Signore delle Cime in greco e gliel'abbiamo cantato. Ecco, e poi in Francia, in Finlandia, su fino al Circolo Polare Artico, posti meravigliosi, dove ci cantavano e si meravigliavano della nostra autodisciplina, della nostra serietà. Per esempio, mai cantare, mai non fumare, non bere, una disciplina non militaresca, ma direi un comportamento esemplare sempre. Cambiavamo ogni tanto la divisa, io che detesto le divise, ma la cambiavamo perché doveva essere sempre comoda e non ci vestivamo da montagna, mai, quasi mai. Ci vestivamo in un modo abbastanza sobrio, abbiamo cantato nelle chiese, abbiamo proposto i miei canti, credo che siano 150, forse qualcuno di più, e li cantavano con tanto cuore, e io facendo le prove imparavo da loro, facevo le modifiche, perché erano loro, con la loro voce, a proporli al mondo, mentre io li avevo pensati. C'è qualche band che con un brano si fa la vita. Lei non è diventato ricco, voglio dire, con tutti questi... Con un brano si fanno un'intera vita di grande successo economico. Lei non mi pare sia diventato ricco con tutti questi... No. Adesso poi che la SIAE è stata ormai messa da parte, ci sono più editori che compositori, come Mario Stern che diceva ci sono più scrittori che non lettori. Che lettori. Sì, ho guadagnato, abbiamo fatto anche la spartizione prima di sciogliere il coro, e non è che si diventi ricchi con i canti corali, però i cori per eseguire un canto dovevano denunciare oppure dichiarare di averlo eseguito e pagavano l'esecuzione, ma non ci si arricchisce, anzi noi avevo coristi che venivano anche da lontano, dall'altopiano di Asiago, dal Basso Vicentino, dalla zona veronese, dalla zona di Padova per esempio, dalla Bassa Padovana, e bisognava anche essere riconoscenti per questi sacrifici. Adesso, maestro, le faccio vedere un'immagine che risale al 4 novembre del 2018. Vediamo se ce la propongono, che è un'immagine che lei e i suoi cordaioli ricorderete sicuramente. Riusciamo? Eccoci qua. Quello di spalle e lei, quello di fronte è un altro con i capelli bianchi, che è il Presidente Mattarella. Il Presidente della Repubblica vi ha invitati al Quirinale ad esibirvi, e poi peraltro, maestro, l'ha anche l'ha nominata commendatore della Repubblica. Ma a dire la verità non so cosa voglia dire, ma mi ha telefonato un giornalista nostrano, Gian Antonio Stella, in gennaio, e ha detto: guarda che se ti telefonano dal Quirinale non trattarli male e accetta quello che ti propongono. Mi ha telefonato il segretario Giovanni Grasso e mi ha detto: il Presidente ha deciso di nominarla commendatore, e dopo mi ha invitato ad andare vestito di nero a ricevimento per ricevere la nomina. Io ho detto: ma devo vestirmi di nero con la cravatta? Io ho mai messo cravatte, e dico: come faccio? E non sono andato. Mi hanno invitato il 2 di giugno nei giardini del Quirinale. Il Presidente ci terrebbe molto se venisse, così prende la nomina direttamente, e non sono andato perché non sono fatto per queste cose. Insomma, è arrivato l'invito: il Presidente ha piacere che veniate a cantare
così stavolta cantate. Siamo andati, ci hanno pagato tutto, ci hanno messi a dormire in un hotel dove avevamo tutti la jacuzzi. Io non avevo mai visto la jacuzzi. Qualche crodaiolo mi ha telefonato: ciao Beppi, vedessi che bolle. Scherzavano. Abbiamo dormito come degli ufficiali altissimi, perché era una roba militare, e siamo stati ricevuti dal presidente. Il presidente doveva fermarsi 5 minuti per il canto. Mi ha domandato di Vaia, era appena caduto Vaia, dimostrando una competenza sugli alberi eccezionale. Mi ha chiesto: erano abeti bianchi o abeti rossi, quelli più tormentati? Poi mi ha chiesto i luoghi e poi mi ha nominato commendatore e io l'ho abbracciato e tutti mi guardavano perché è vietato abbracciare il presidente. E si è fermato più di 35 minuti, gli abbiamo cantato anche Nochinà, gli abbiamo cantato i nostri canti più amati e alla fine, ecco, ci ha abbracciati tutti e noi lo abbiamo tanto amato perché eravamo nella cappella Paolina del Quirinale, una cosa incredibile, e il giorno dopo siamo partiti e ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: beh, sono 60 anni che cantiamo, possiamo anche smettere dopo che abbiamo avuto questa occasione. Ecco. Tra i brani ovviamente che quel giorno avete presentato al presidente Mattarella c'è anche quello che è un po' il pilone centrale di tutta la storia del maestro De Marsi e dei Crodaioli. Ne ascoltiamo un frammento. Saremmo potuti rimanere qua ad ascoltarlo integralmente. Sì. Un po' le emoziona questo però, Un po' le emoziona, ho detto. Sì, mi viene il groppo perché effettivamente questo canto l'ho fatto quando avevo 23-24 anni. Ma è vero che l'ha composto in 15 minuti? Sì, come dicevo, la musica o viene o non viene. È venuta subito perché era morto un amico dei coristi, fondatori, 5 o 6 anni prima in montagna, travolto da una slavina primaverile di neve. Dovevamo andare a mettere una lapide e hanno detto: fai un canto. È venuto. E l'abbiamo cantato proprio dove è morto l'amico loro, che io ho visto una volta da lontano. E le parole sono parole di fede. Santa Maria, Signora della Neve, copri col bianco, soffice mantello, il nostro amico, il nostro fratello. Su nel paradiso, lascialo andare per le tue montagne. Io non so come siano le montagne del paradiso, ma mi bastano queste, che sono bellissime. Adesso poi con la neve che è venuta, c'è stata una nevicata sull'altopiano, sono andato a vederla domenica, dove la neve è entrata dappertutto, pareva che fosse anche sotto gli alberi, sui muschi, attaccato ai rami, sui paletti di recinzione, nei camini. Sembrava di camminare su una galassia ed è facile che la musica venga quando ci sono questi paradisi. Ecco. Peraltro, Signore delle Cime è stato tradotto in ogni lingua, ma ce n'è una versione
finlandese a cui lei ha accennato prima, Sì, e anche una giapponese che deve essere fantastica. io so di 12 traduzioni. La più originale è quella in giapponese. Figuratevi i giapponesi che cantano con la loro voce un po', posso dirlo senza che si offenda nessuno, da zanzara. Ero a Tokyo e mi hanno chiamato nell'atrio dell'hotel, hanno detto c'è un signore, sono andato giù e c'era il maestro Tabayashi che mi ha portato nel teatro principale di Tokyo che si chiama Bunka Kaikan, dove c'era un coro con l'orchestra e hanno cantato e suonato il Signore delle Cime nella sua versione. Su in Finlandia, dove siamo stati a cantare 2 o 3 volte, anche con la neve, c'era un maestro, si chiama Heikki Vananen, che adesso abita a Rovaniemi, che è su al Circolo Polare Artico, oltre la casa di Sibelius. Ha fatto una traduzione in finlandese, ma lui sa bene anche il tedesco, sa bene l'inglese, lo parlano tutti lassù l'inglese, perciò le traduzioni sono queste, ma in finlandese si rimane stupefatti nel sentire quei suoni un po' duri che diventano una carezza d'amore, una speranza di fede. Nelle chiese della Finlandia, nelle chiese di Helsinki ci sono diverse confessioni, siamo andati anche alla Santa Messa e la gente canta, oh quanto canta, ma canta tanto. E me lo diceva il mio amico Turoldo quando ho fatto i salmi, che cominciando il suo esilio, perché era stato un po' distaccato, anzi si era offeso per le cattiverie che aveva ricevuto, era in Austria, a Matrai, prima di Innsbruck, e ha sentito la frase, ve la dico in italiano, sediamo e cantiamo. E quando mi ha chiamato per fare i salmi insieme con Ismaele Passoni, ha detto Beppi, dobbiamo far sì che la gente sieda e canti. Adesso dissacriamo un po'. Ha avuto modo di seguire Sanremo? Di seguire il Festival di Sanremo? Sì, perché io li ho sempre seguiti abbastanza i festival. Avevo un nipote che è poco più di 20 anni, se n'è andato poveretto 2 anni fa in moto e non è più tornato, che componeva canti e volevo sentire la novità di questi giovani, la novità poetica, la novità melodica, la novità armonica, e sono rimasto sconcertato. C'era un'orchestra, ma l'avete sentita voi no? Perché l'orchestra faceva rumore, aveva anche un direttore, e soprattutto questo festival, ma anche quello dell'anno scorso, ma questo di più, è stato il festival delle recitazioni. Un canto, una canzone, non chiamiamola canzonetta, è fatta di una strofa, un ritornello, un ritorno, sparite le strofe, qualcuno addirittura mentre l'amico cantava parlava, faceva la sua predica, l'amico cantava, faceva un urletto ogni tanto. È stato molto preso da Fedez, dica la verità. Come si fa a ricordare una canzone del genere? È impossibile. Bisognerebbe fare una revisione e dire, signori, ritroviamo la forma, strofa, ritornello, intermezzo, e che l'orchestra faccia armonie e che i cantanti cantino. È bellissimo vedere giovani che cantano, è stupendo, ma si arrabbiano un po' troppo. Addirittura il canto diventa una specie di vendetta, di denuncia. Anch'io ho scritto delle denunce, ho fatto un canto come fosse morto il mondo se la città d'autunno non ha più foglie gialle nei viali di cemento nero.
l'acqua si è morta. Però non si va a Sanremo a dire queste cose. Se parli di una ragazza, non chiamarla balorda, falle una carezza. Noi siamo ancora per i canti d'amore, per i canti che dicono volare o credo che un sogno così non ritorni mai più. Vero. Lei mi aveva detto che ha lasciato la Valle del Chiampo è da diversi anni, ormai abita a Vicenza, però la cadenza della Valle del Chiampo le è rimasta. Non sembra più di tanto, ma vuol dire che parla più arzignanese che veneto? È vero, io abito a Vicenza da più di 10 anni, però parlo con la gente, l'uso d'Arsignan, perché noi di Arzignano, della Val del Chiampo, abbiamo la cantilena interrogativa. Per esempio, se si sta con una ragazza, uno dice mi è venuto bene, se si dà un bacio, te capia gesto, mentre nella valle vicina, che è la Valle dell'Agno, hanno la cadenza affermativa. Mi è venuto bene, te capia gesto. Il Vicentino è ricchissimo di cantilene, anche di timbri. Io parlo forte perché sono della Valle del Chiampo. Il direttore parla più piano perché è di qua. Adesso poi è diventato perfino nonno, perciò deve cantare le ninne nanne. Ma è vero. La mia cadenza l'ho trovata in giro per il mondo, parlando, e dicono, sei della Valle del Chiampo, sei veneto, è bellissimo. Vicenza, per esempio, ha la L evanescente, dicono Gebeo. Geato. Geato. Sono stato a una festa in contrada e mi ha detto, avuto Puinta? Puinta, bellissimo. Il primo bacio che ho dato a una ragazza che era pensate, di Polegge. Che è in trasferta? E le ho chiesto, ma di dove sito? Poiché? E dico, e dov'è Poegge? E lei mi ha detto, se vi sia Cresue. E allora ho capito, e lei mi ha chiesto, ma da che montagna viento? Non bisogna perdere il dialetto, non bisogna perdere la cadenza. Te capiasso? Sonti sta bravo? Sì. Te capiasso? Beh, anche per dire quelli di 90 con i 5. Ecco, quelli di 90. Poi pensate, è impossibile unificare i dialetti veneti, anche se qualcuno vorrebbe. I bambini nel bellunese li chiamano i balini, dopo Verona i martalotti, i butaletti. Ecco, ci sono questi preziosismi che vanno rispettati, vanno sottolineati, vanno amati e soprattutto è la nostra tradizione, il nostro modo di parlare e anche, se vogliamo, di amare. Maestro, abbiamo ancora pochi minuti. Il capitolo sugli amori lo saltiamo? Sì. Saltiamo? Lo saltiamo. Sì. Mi racconta di quella volta che si è steso per terra insieme a Mario Rigoni Stern su una strada? Mamma mia, sì, è vero. Ma sa tutto, Mario Rigoni Stern è il mio maestro di difesa ambientale. Pensate che sull'altopiano di Asiago c'è ancora chi dubita che sia stato in Russia. Questa è una grande cattiveria, è una stupidaggine immensa. È gelosia. Mario Rigoni Stern è morto nel 2008, in primavera, è morto il 16 di giugno, aveva scritto la primavera è il tempo per andarsene, perché ti dà speranza di vivere ancora. Dovevano costruire un villaggio sotto il Monte Verena e chiamarlo Verena 7. E lui ha detto, mi distendo in mezzo alla strada, vediamo se mi passa sopra coi camion. Gli americani, qualche anno prima, avevano deciso di trasformare Marcesina
in un campo di arrivo dei missili. Avevano i missili Honest John. E Mario cosa ha fatto? Dice no, far cadere i missili senza che scoppiassero, erano delle prove, delle esercitazioni. Ha piantato una tenda al centro del campo e ha chiamato me e altri 2 o 3 a dormire lì la notte. Alla mattina è arrivato un carabiniere, forse era graduato. Ho detto c'è qualcuno qua dentro, e Mario ha aperto la tenda e ha detto sono me. Ah, ma lui è Mario Rigonister? Sì. Cosa fanno qua? Aspetto il missile. Ecco, è riuscito a impedire la costruzione di un villaggio inutile proprio, perché in montagna si va per goderla, non per farlo diventare un paesotto o una cittadona. Ed è riuscito a evitare che Marcesina, il grande altopiano, il prato più bello, è riuscito a fermare il lancio dei missili. Se fosse qua adesso darebbe una mano anche alla gente del Brenta. Pensano di fare una diga, pensate, una diga? Pensi, direttore, una diga del Brenta? Come si fa a annegare una valle? Come vorrebbero annegare la valle del Vanoi? Ecco, questi sono i miei impegni nuovi, finché dura. Ecco. Maestro, lei ha fatto un mestiere straordinario, il mestiere della libertà nella fantasia. Ne sarebbe piaciuto fare anche qualcos'altro o no? Ma io cerco di spingere verso la libertà tutti. Ci riallacciamo ai bambini del mare che vengono qui per giocare, per poter gridare, per andare in monopattino, per andare in bicicletta, ciò che non hanno mai visto, mai potuto godere, e che escano anche le donne che vengono dai paesi dove le donne sono maltrattate, che possano esprimere la loro cultura, perché la libertà è far sentire ciò che si ha nel cuore e nell'anima. Non importa di quale religione, non importa come ci si veste, non importa. L'importante è il sorriso, la libertà, il gioco, andare per le strade, correre, cantare, abbracciarsi, fare l'amore, senza imposizioni, senza limiti. Penso all'ipocrisia, ecco la mia rabbia, di quelli che fingono di trovarsi per la pace. Turoldo ha scritto, e lo gridava nelle prediche, con un braccio giurano sulla Bibbia che vogliono la pace e con l'altro fabbricano armi. Perché ricordatelo, ditelo sempre, le guerre si fanno perché sono i costruttori di armi che le sovvenzionano. Le armi devono consumarle. Armi e torture e morte. Ecco, se riprendessi di nuovo con il coro, sarebbe questo il tema quotidiano. Tanto la ringrazio. Come ha recentemente dichiarato lei a un collega del giornale di Vicenza in un'intervista che è apparsa qualche mese fa, ce ne andiamo su un fiocco di neve, ok? Ah sì, questo... Io sono una persona di teatro e come tutti i lavoratori di teatro sono anche superstizioso. Dovrei toccarmi qua e là, ma non lo faccio. Perché io lo faccio sempre. Ma mi ha chiesto come ti piacerebbe morire mai? Ho detto, però se dovessi mi piacerebbe andarmene su un fiocco di neve durante una nevicata e volare e diventare un pezzo di nuvola e portare il bianco, che è sempre purezza e speranza.
Ci sono i giapponesi che quando esprimono dolore vestono di bianco. Io vorrei essere nel bianco della neve per dire la mia rabbia, il mio dolore e soprattutto la mia speranza. Ecco, se nevica venite a vedere se sono là ancora, ma adesso non mi tocco, però spero di no. Terminiamo qui il racconto con Beppi De Marzi. Avrebbe potuto essere molto più lungo. Per me è stato un privilegio, avevo detto all'inizio che è un regalo. Noi ci vogliamo bene da molto tempo e penso anche che ci stimiamo, io sicuramente lo stimo. Per me è stato veramente un privilegio, spero che lo sia stato anche per tutti voi aver potuto condividere la sua storia, la sua avventura e la sua magia nel sogno. Mi permetto di ricordare che, se avrete piacere, rimaniamo ancora un pochino. Avvocato, se si siede un attimo, non mi impalla, eccola lì. Perché io adesso faccio un altro mestiere, ma per lungo tempo con un microfono e una telecamera ho mantenuto famiglia, quindi ci tengo moltissimo a queste due cose qui. Volevo ringraziare la Fondazione degli Studi Universitari di Vicenza, il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università degli Studi di Padova e poi coloro che ci affiancano in questi appuntamenti con i talenti, e oggi abbiamo avuto tanto talento, che sono AGS MIM, BVR Banca del Veneto Centrale, Z Farmaceutici, gli altri partner, Centro Commerciale Palladio, le Pelletterie Palladio, e un grazie va all'agenzia ZIP e a Garzadori che ci attende per condividere insieme un aperitivo insieme a maestro Beppi De Marzi. Ecco, Grazie. Una raccomandazione stasera, prima di addormentarvi, cantate una ninna nanna a chi vi sta vicino, allungate una mano a qualsiasi età, una mano che cerca una mano, una voce che cerca una voce, è sempre poesia, ecco, e i sogni diventano poesia. Grazie. Grazie, tu sai che io devo imparare a cantare le ninne nanne per il mio nipotino Diego, che saluto. Al mese prossimo, arrivederci.